Praticamente siamo arrivati al countdown di questo anno 2017 che ormai ci sta per lasciare. Si fanno sempre un po' dei conti, no, per vedere dietro se in realtà lo abbiamo trascorso bene o male, se ci sono delle cose che dobbiamo ricordare oppure se in realtà è meglio eliminarlo subito. Io non sono insomma massimalista, nel senso che vedo sempre le cose a strada alternata, ecco, il senso unico non porta mai da nessuna parte, quindi sicuramente un po' per tutti ci saranno delle cose belle da incorniciare e altre che magari speriamo che vadano via al più presto. E Natale un po' siamo tutti buoni, l'atmosfera non solo dal punto di vista religioso ma anche proprio sociale. Certo, assistiamo e abbiamo assistito ad Agrigento e in altri comuni della nostra provincia ai soliti parlottii per l'albero di Natale che in realtà non è albero, qualcuno che è meno bello. Non parliamo di quello di Roma che poverino dice che era morto prima che lo mettessero in piazza. Insomma, sono delle cose che succedono sempre nell'atmosfera natalizia. Quella nostra invece è esclusivamente un'atmosfera positiva e propositiva, come ormai il marchio decennale di Target. Anche il nostro studio si è un po' abbellito, se Piero lo fa vedere in campo largo, abbiamo anche le stelle natalizie, il rosso che caratterizza questo periodo e poi c'è anche un angolino gastronomico di cui ne parleremo più tardi. Grazie ancora della vostra preferenza. Target, tutta la Sicilia e in parte della Calabria meridionale, grazie al digitale terrestre, il nostro LCN è il 92 e poi naturalmente ci si può seguire in tutto il mondo con lo streaming sul nostro sito www.televideoagrigento.tv. Lo potete vedere negli orari classici di trasmissione, mercoledì in prima serata e poi nel corso della settimana nelle repliche, ma c'è anche la finestra dedicata sul nostro sito dove sono caricate anche tutte le altre puntate che voi potete vedere e rivedere quando riterrete opportuno. Bene, dopo questa premessa d'obbligo passo subito a presentare gli ospiti della puntata di questa sera, un ricco studio per parlare di tante cose importanti. Iniziamo con Alfonso Russo, lui è il presidente di Confartigianato Agrigento. Buonasera. Per continuare con Sebastiano Callea, è il presidente della Pro Loco di Aragona. Buonasera. C'è il pastry chef, ovvero lo chef pasticcere, si chiama Giovanni Mangione e ha portato, per dire io veramente sono un pasticcere, il panettone tradizionale che poi non è plastico, vero? No, è vero. Quindi lo mangeremo. L'ho tornato altro ieri. Freschissimo, allora. Non so se i nostri due ospiti successivi sono in dieta, ma comunque una fetta di panettone non si nega a nessuno. Vittoria Faro e Gaetano Aronica, attore e attrice, lui è anche il regista di questa meravigliosa produzione che Teatro Pirandello si appresta a riproporvi, Vestire gli ignudi. Sì. Lui è uno scrittore, anche uno storico, perché fa delle ricerche, i suoi libri sono proprio storici, si chiama Rosario D'Ottavio e ci presenterà il suo ultimo lavoro. Parleremo anche un po' di amministrazione locale, di politica, con il consigliere comunale di Porto Empedocle, Giuseppe Todaro. E avremo anche poi un ospite musicale che vi presenteremo in seguito. Allora, Gaetano, dieta? No, un panettone, dai. Capisco che gli attori devono sempre mantenere un certo rigore. Ma guarda, gli attori di solito sono come dire, abbastanza, a me dicono, ultimamente mi dicono che rappresento proprio lo stereotipo dell'attore maciato che non mangia, distrutto dall'arte, ma in effetti io mangio, poi mi rendo conto anche, per esempio, non mi piace lo zucchero, non mi piace, mi ha detto un medico che ho il corpo intelligente, cioè che rifiuta le cose, ma io non sapevo di avere un corpo intelligente, forse lui non sapeva di avere me. Certo, come abitazione. Però, esatto, però il risultato è che scelgo poi delle attrici
attrici che sono più magre di me, Esatto. in questo caso andiamo sempre all'indietro, insomma. Ma Vittoria, è il fisico di questa tua interpretazione che ti porta a essere così silhouette, o è pure il tuo modo di essere? Ma no, è il mio modo di essere, cioè io sono tormentata alla mia famiglia chiaramente, perché da siciliani, no? Cioè io per esempio non amo i dolci, mi dispiace per il nostro, non amo particolarmente i dolci, però anche io evidentemente ho il corpo intelligente, come dice Gaetano, cioè evito tutte le cose che poi alla fine, cioè che non mi piacciono, che sono quelle che teoricamente vorrebbero far ingrassare. E poi magari se ti propongono poi la parte di una cicciottella e brufoli dovresti adattarti. Ma non lo so, perché in verità è una missione che mi pongo da quasi tutta la vita fino a oggi, però non ci sono ancora riuscita. Tu ci sei riuscita? No, io devo dire che quando secondo me è un fatto nervoso. Sì. C'è chi da nervoso ingrassa. E chi invece non mangia. E c'è chi non mangia, però io posso dire che contrariamente a Vittoria, mentre parlo con te, ad occhio quel panettone a pistacchio. Sì, E io sono convinto che lo gusteranno. Giovanni, perché insomma è qualcosa di veramente buono, no? Ma è tutto buono artigianale. Oltre Le che cose... è un panettone fatto fresco, diciamo che è fresco perché è da 2 giorni. Poi all'interno c'è una crema di pistacchio proprio puro siciliano, quindi è abbastanza buono. Beh, Spero allora che lo anche proverò voi anch'io. Lo proveremo. sicuramente. E com'è il vostro rapporto con il dolce, con quelle che sono le tradizioni culinarie siciliane? Alfonso Russo? No, non guardavo la pancia, no, per dirmi niente, non ti devi preoccupare. No, io dico, apprezzo sempre il lavoro artigianale, delle specialità. Anche perché tu sei confartigianato, quindi sì, guai. quindi dico, abbiamo da fare con tante eccellenze del panettone, proprio dico, nella convention fatta di Confartigianato a Roma sulle categorie, la categoria dei pasticceri oggi è una categoria che comunque sta crescendo e diciamo specialmente in Sicilia, diciamo, abbiamo le più grosse eccellenze. Sì. Stiamo anche senza fare esportando. pubblicità, si parla tanto di Fiasconaro, però insomma ci sono Fiasconaro, tanti diciamo che è Fiasconaro, passato da un'azienda artigianale a un'azienda ci sono tanti Fiasconaro, un'azienda che industriale, quindi è si è un po' staccato, ecco. sì, quando già parliamo di 140 dipendenti non parliamo più di un'azienda artigianale, ma già, siamo sul piano. anche se lui dice che il suo prodotto rimane sempre Lui nasce quello, diciamo, da un laboratorio artigiano fatto dal certo. padre, quindi le origini sono quelle. Le origini sono artigiane. Sebastiano Callea, ad Aragona c'è la salsiccia, ma c'è anche il dolce, sì, no? Noi facciamo la sagra della salsiccia a settembre, la festa di San Vincenzo. A Natale invece? A Natale Sì, mi piace. abbiamo una bella tradizione di prodotti locali, tipo le buccellate, tipo dolci fatte sempre in casa. O Il dolce è sempre presente. Sempre sulle tavole. Anche all'antichità si mangiavano dolci, Rosario. Il microfono. Sì, secondo me le tradizioni non sono mai state interrotte. Io non ho un buon rapporto con i dolci, però apprezzo molto tutto quello che c'è di buon gusto. Tra parentesi, vengo da una provincia diversa da Agrigento, vengo da Caltagirone, in cui c'è molta tradizione sotto questo punto di vista, e i buoni sapori esistono anche lì soprattutto. Invece a Porto Empedocle, certo, la città di mare, c'è il pesce, ma anche lì i dolci non dovrebbero mancare. Sì, a Porto Empedocle ci diamo più sul pesce come primo e secondo, però poi i dolci non possono mancare. Da buon siciliani i dolci a tavola non possono mancare assolutamente, anzi forse abbondiamo. Bene, allora Giovanni, vuoi descriverci un po' perché questo panettone è buono, che cos'ha di particolare? No? Non sono tutti uguali panettoni? No, ci sono delle materie prime di alta eccellenza, quindi c'è un pistacchio puro siciliano, ed è questo che ci premia a noi siciliani, diciamo, per poterlo farlo degustare. Anche perché però insomma, il panettone non è una cosa tipica nostra, l'abbiamo importato. No, però diciamo che io giro molto l'Italia, faccio anche delle consulenze fuori, faccio anche dei concorsi. Soprattutto il pistacchio è la cosa che, diciamo, come un cavallo di battaglia, ecco, in cui ci fa riconoscere. Quindi unito il pistacchio al panettone ci
ci dà l'eccellenza. L'eccellenza particolare. Sì. Per quanto riguarda invece la produzione dolciaria in generale in Sicilia, credo che sia ancora la Cassata, la Regina, assieme a ormai c'è molta innovazione nelle pasticcerie. Io per dire faccio anche delle torte al cardamomo, allo champagne, quindi vado sull'innovazione della pasticceria. Però ovviamente il cannolo, la Cassata è quella che ancora molti chiedono in pasticceria. O anche il panettone con la ricotta all'interno. Peccato che Vittoria, insomma, un pezzettino di Cassata. Vi devo dire, cioè, nel senso, la sagra e la salsiccia io correrei perché sono una patita del salato. La inviteremo con tanto piacere. Giuro, oggi no, devo dire che tra i panettoni quello al pistacchio è quello che io preferisco. Noi immortaleremo Vittoria mentre mangia il panettone. Bene, allora dopo questa premessa fatto storico, dopo questa premessa dolce andiamo invece ai motivi per i quali vi abbiamo invitato qui nel nostro studio, ad iniziare proprio da questa bella produzione Vestire gli Ignudi. Gaetano, sta dando belle soddisfazioni. Ma sì, Giuseppe, guarda, adesso Vestire gli Ignudi, insomma, rappresenta comunque un fatto storico. Questo va detto alla città di Agrigento, che ha partecipato attivamente al successo di Vestire gli Ignudi, perché quando si decide di debuttare in una città è il pubblico di quella città che determina il successo o l'insuccesso di un determinato evento. Agrigento ha detto sì a questo evento, abbiamo registrato il primo incasso della scorsa stagione, ma non è tanto quello, è proprio l'entusiasmo della città rispetto a un evento costruito e prodotto nella propria città. Diceva Streller che non esiste un teatro senza un pubblico, c'è un salotto meraviglioso come il Teatro Pirandello, ma anche questo salotto meraviglioso non avrebbe ragione di essere se non ci fossimo noi. Ed è dalla bontà dei dialoghi, da due sorrisi sul panettone, sulla cultura, sulla storia, sul modo tuo brillante in cui lo conduce la trasmissione, che uno, diciamo così, riesce a ricordare un momento bello. Poi è chiaro che se si sta in un posto bello è meglio che stare in un posto brutto, però... È un Pirandello difficile Vestire gli Ignudi, Vittoria? Beh, molto, molto difficile, cioè, nel senso, io non mi aspettavo, devo dire, perché... vabbè, diciamo, i testi pirandelliani sono molto complessi perché sono anche criptici da capire. Devo dire che il riadattamento di Gaetano rende tutto molto più chiaro, quindi lavorare con lui che aveva già approfondito in qualche maniera il testo, ci aveva lavorato sopra, eccetera, eccetera, sicuramente mi ha agevolata nella comprensione, perché i personaggi pirandelliani non sono mai risolti, quindi... sì, posso dire che secondo me, a mio parere, è uno dei più difficili, anzi forse anche più complesso dei 6 personaggi in cerca d'autore, che invece sembra abbiano una direzione un po' più precisa. Che taglio gli hai dato, Gaetano? Ecco, infatti, due parole, dunque, il taglio di questo, intanto c'è un adattamento preciso, che è un adattamento cinematografico, veloce, ritmico, secondo quello che poi è la mia professione di adattato di sceneggiatore, per cui è chiaro che io adatto i romanzi per professione, per cui per me adattare Pirandello significa metterlo in sintonia con i tempi di oggi. Oggi proporre uno spettacolo che duri più di 1 ora e 3/4, cioè più è veramente una cosa molto difficile, e soprattutto che diventa anche violenta nei confronti dello spettatore, che non è più abituato a questi riti. Il mondo è cambiato, di far finta che non sia cambiato. E noi artisti, anzi, dovremmo precedere i cambiamenti, dovremmo intuirli e indirizzare, per cui mi sembra giusto un Pirandello tagliato in maniera moderna, ma poi questa storia, che è una storia di cronaca vera, si presta benissimo ai tempi di oggi. Quello che appunto che dicevo sull'evento, su questa storica produzione, è il fatto che lo spettacolo girerà per tutta Italia. Questo è un grande traguardo di una produzione agrigentina. Noi andiamo a fare parlare di noi ai nostri connazionali e forse anche all'estero, perché questo spettacolo ha vinto una battaglia sulla qualità, proprio come il panettone. Non ha avuto né santi in paradiso né promoter particolari. Lo spettacolo è stato visto, è piaciuto, è stato comprato in tutta Italia. Abbiamo una tournée e abbiamo deciso e scelto di partire da Agrigento con la nuova protagonista agrigentina, Vittoria Faro, avevamo già lavorato insieme, nei panni di Ersilia Drei, e poi affronteremo l'Italia e poi magari torneremo qui e ti diremo com'è andata. Com'è andata. E noi abbiamo preparato anche un piccolo spot, insomma, per quello che è il Vestire gli Ignudi, che sarà rappresentato ancora al Pirandello il 22, venerdì 22 alle ore 21. Sì, sì. Ecco, vogliamo mandare Piero, grazie, vediamo che impressione fa ai due protagonisti. Vestire gli Ignudi, la commedia da farsi,
Provando Pirandello ti accorgi che non finisce mai. Attratto dalla sua tela di ragno ti perdi in un mondo senza fine. Chi non l'ha ancora visto non potrà perderselo e chi l'ha già visto avrà un motivo in più per sorprendersi con noi e come noi. Vi aspettiamo a braccia aperte il 22 dicembre alle ore 21 al Teatro Pirandello con la nuova edizione di Vestiti Ignudi con Andrea Tidona, Barbara Capucci, Stefano Trizzino, Fabrizio Milano e la nuova protagonista Vittoria Faro, adattamento e regia di Gaetano Aronica che gentilmente vi invita. Noi saremo lì ad aspettarvi a braccia aperte ma ignudi. Bello, no? Beh, bello con la tua foto un po'. È una foto particolare su un murale. No, per cui, allora, i motivi per cui secondo me bisogna vedere questo spettacolo, a parte la storica produzione, il primo evento della produzione di Teatro Pirandello, io ringrazio ancora l'amministrazione comunale, il sindaco che ha creduto in me, mi ha dato la possibilità, perché sai, senza la volontà politica non si fa nulla, certo. Per cui io ringrazio sempre chi mi dà la possibilità di impegnarmi, poi io cerco di onorare al massimo gli impegni e poi decido gli altri. Ma la cosa, se mi consenti, che vorrei dire è proprio che un vestire di ignudi così moderno, così aggressivo, così cinematografico, addirittura abbiamo fatto una ricerca sulle avanguardie storiche per dire, e i costumi, come si vede anche dalla locandina, i vestiti ignudi sono tutti tratti, cioè citati dalla tradizione nobile del fumetto d'autore, perché abbiamo fatto un parallelismo tra Pirandello e le avanguardie storiche, per cui fino ad arrivare alla pop art, per cui sia i personaggi che la scenografia sono delle citazioni dal futurismo alla pop art, per cui se tu vedi questa locandina sembra veramente il vecchio Diabolic, sì, no? Sì, il noir, e così è lo spettacolo, ognuno dei personaggi veste, mi sembrava un modo anche accattivante di rendere giustizia a Pirandello, che secondo me ne sarebbe contento, perché lui era un innovatore, un rivoluzionatore. Fare Pirandello in maniera vecchia significa tradirlo. Vittoria Faro, invece com'è Gaetano come regista? Ma guarda, stavo dicendo oggi, nel senso che no, guarda, no, lui, che è una cosa vera, che fa sempre, dice io prendo le cose da voi, da quello che voi fate e poi in qualche maniera ti instrada verso la cosa giusta. Io vengo dall'accademia, quindi comunque vengo da tutta la forma mentis, per cui alcune cose, no, la tecnica e le cose così, eccetera. Però poi alla fine la vita vera dell'attore che, no, affronta il personaggio, eccetera, eccetera, lo fai soltanto con l'esperienza e soprattutto se diretta da qualcuno che ha avuto altrettanto più esperienza rispetto a te. E lui, devo dire che è il migliore? Lui sì, cioè lui comunque per un ruolo così che era difficilissimo e per me mastodontico e non avrei mai immaginato poi alla fine di riuscire a raggiungere un risultato da sola, invece non mi sono sentita sola perché lui mi ha accompagnato passo passo, quindi ci siamo visti a Roma, abbiamo affrontato il personaggio meticolosamente e io adesso devo dire, cioè, ho anche acquisito un coraggio nell'affrontarlo, mi sento molto più serena nell'affrontare, più forte nell'affrontare. Bene, invitiamo tutti allora, per chi non l'avesse visto, come diceva anche lo spot, ma anche per chi l'ha visto, ad andare al Pirandello giorno 22. Rimaniamo ad Agrigento, anzi però facciamo un passo indietro nel tempo in quella che era l'arte fascista in Sicilia. È così che ha voluto interpretare il suo lavoro Rosario D'Ottavio, ambientandolo naturalmente ad Agrigento. Sì, noi ci siamo visti 15 giorni fa a Favara, avevo ricevuto il secondo anno il premio Ignazio Buttitta e quella premiazione ha completato un giro di iniziative che io ho portato avanti per quel libro, Girgenti e Borboni, e devo essere sincero, sono stato molto contento perché lì al castello, tu sai che è un mio progetto di restauro, il castello di Favara, e ci tenevo molto ad avere anche un altro premio in quel sito. Chiuso quel capitolo di Girgenti e Borboni, cioè il terzo volume, il terzo libro, ecco, adesso abbiamo questo, ecco, lo metto davanti. Sì, lo tieni fermo, così Gerlando lo tu sai, va bene così, va bene così. Tu sai che io sono uno che va a riportare sempre la mente indietro nel tempo e vado a recuperare dei periodi storici in cui non solo è bello recuperare la mente, penso che giova a tutti ricordare. Questo è, io ho voluto pigliare di quel periodo del ventennio fascista, non un discorso politico, non faccio un discorso politico, vado a recuperare quello che è l'arte fascista, c'è un aspetto importantissimo a mio modo di vedere che è stato in quel periodo. Nella foto abbiamo visto due cose, l'ho riconosciuto subito, la posta, quella d'accanto invece? Quella accanto è
dove c'è l'Astor adesso, ecco. che in effetti è la casa del Balilla. Ex Gil. La Gil, io mi ricordo, facevo ginnastica. È la casa del Balilla. Questo è importante perché lì, in questi due edifici, oltre la stazione centrale di Agrigento, l'ospedale psichiatrico che c'è in fondo al Viale della Vittoria, anche la prima parte dell'ospedale, questo dove c'è il poliambulatorio adesso, poi in Via Tanea c'era la casa del fascista dove c'è le Paoline, lì in quella zona lì c'è un palazzo, tutte costruzioni di quell'epoca. Quello che è importante, che io ho voluto far emergere, è il discorso che nella libertà che il regime dava ai professionisti, giovani architetti che si misero in luce, soprattutto in Sicilia, io parlo per la Sicilia, e che hanno voluto con la loro creatività andare a fare delle costruzioni che erano molto razionali perché dovevano rispettare alcune idee del regime. Le indicazioni erano razionali proprio. Una cosa importantissima è stata che Mussolini ha dato piena libertà di coscienza a questi professionisti e quindi ognuno ha avuto modo di esprimersi nel modo migliore. C'erano dei simboli molto importanti, per esempio in questo edificio, in uno particolare, che però quella che era la simbologia del regime non veniva meno nel rispetto dei singoli architetti, perché ognuno lavorava di propria fantasia. Faccio un esempio: se noi andiamo a pigliare il Palazzo delle Poste, è un edificio maestoso. Oggi un Renzo Piano non l'avrebbe mai fatto in quel posto, cioè in una scarpata di Via Gioele, perché si è voluto fare in quel posto sia questo edificio che è del Mazzone, Angelo Mazzoni, bolognese, e sia il palazzo che è venuto qualche anno dopo, cioè la casa del Balilla, quella dove c'è la Gil, diciamo, l'ex Gil, in cui praticamente Agrigento, che aveva questa grande piazza Vittorio Emanuele, dove c'era pochissima roba in quello spazio, c'era soltanto la prefettura che era il vescovo Loiacono aveva voluto come casa del fanciullo, c'era il palazzo dei carabinieri, solo il primo piano, che era di Giovanni Vallalà, un imprenditore che aveva iniziato questo palazzo, poi perché c'era infiltrazione d'acqua sotto, il comune gliel'aveva bloccato e quindi era rimasto al primo piano. Sulla parte destra c'era la Villa Garibaldi con la chiesetta di San Filippo, infatti quel piano si chiamava piano San Filippo, ma ci dicevano piano San Filippazzo, ci dicevano così, detto così l'argentina. Guarda, io da forestiero studiando quella che era la conformazione del luogo. È venuto Mussolini qua, che è venuto due volte nel 24 e nel 37, specialmente la prima volta, ha apprezzato questa piazza perché l'aveva definita la piazza Littorio, cioè loro dove c'erano degli spazi dovevano considerare come la piazza delle adunate, in cui lui già vedeva un qualche cosa di concreto. E allora che cosa ha fatto? È andato ad occupare con questi due edifici il lato ovest, nord-ovest di questa piazza, perché quella era la piazza destinata a tutte le adunate fasciste, quindi era la piazza ideale. E se anche la Villa Garibaldi faceva da quinta scenica, i due palazzi che c'erano erano ancora i primi edifici esistenti, però bisognava dare un senso a quella piazza, cioè tutto quello che si faceva doveva essere sempre nel rispetto della razionalità del regime. È stato, diciamo, un periodo che curava particolarmente l'aspetto urbanistico delle città, anche con le realizzazioni. Continueremo a scoprire le cose che hai inserito nel tuo libro. E prima Alfonso Russo parlava delle eccellenze della nostra arte pasticcera, un bando veramente per l'artigianato, anche se io sono convinto che qualsiasi impresa artigiana merita veramente il nostro applauso, Presidente. Sì, il mondo artigiano comunque negli ultimi anni è cambiata, cambia il mercato, per forza di cose deve cambiare anche la visione degli artigiani. Poco fa parlavamo di innovazione, di valore, di territorio. Questi sono i punti di forza a cui il Centro Studi di Confartigianato cerca di inculcare ai presidenti di categoria, che poi li devono trasportare nel territorio. Noi abbiamo delle grandissime eccellenze. Il Made in Italy dico, è apprezzato e contemplato da tutti. Gli artigiani fuori dall'Italia hanno un ruolo molto importante. Purtroppo invece in casa facciamo fatica
a farci riconoscere per il valore che diamo ai nostri prodotti. Mi riferisco al collega artigiano pasticcere, un panettone fatto con una materia prima di eccellenza deve essere dal consumatore diciamo valutato per il valore, per il valore che merita e non per il prezzo. Purtroppo in Italia gli artigiani vengono misurati sul prezzo e non sul valore che diamo ai propri prodotti. Il nostro territorio, quello della provincia di Agrigento, rispecchia un po' la tendenza nazionale, o ci sono delle sacche insomma, di preoccupazione o dei settori dove forse è necessario incidere un po' di più? Guardi, noi abbiamo il mondo delle costruzioni che oggi è ancora indietro rispetto all'inizio della crisi. Come sappiamo tutti, il mondo delle costruzioni e le attività di costruzione sono quelle da traino per tutte le altre aziende, quindi sono un volano per tutte le altre aziende. Fermandosi il mondo della costruzione non lavora il termoidraulico, non lavora chi vende elettrodomestici, quindi tutto viene bloccato. Cioè, tutto l'indotto ne risente. Se non riusciamo a riprendere il mondo delle costruzioni, anche gli altri comparti faranno fatica a riprendersi. Però io nel mio immaginario di artigiano, non lo so, mi raffiguro sempre la piccola bottega con 2, 3 massimo lavoratori, dove si fanno delle cose di nicchia. O anche questo è un pensiero, una visione un po' antica? Ecco, pensare a quel mondo artigiano lì oggi diventa utopia, perché quando parliamo di innovazione, di impresa 4.0, di tutta l'innovazione che il comparto artigiano deve puntare e deve realizzare, dico, non possiamo sicuramente pensare alla bottega fatta come 10 anni fa, 15 anni fa, quindi dobbiamo dare valore e innovazione a quello che facciamo. Forse magari qualche settore sì, non lo so, il sarto, il calzolaio, questi mestieri un po' ecco, che rimangono... Dagli studi fatti del centro studi di Compartigianato sono emerse che molti mestieri andranno persi, quindi non si vedranno più, e molti altri nuovi ne nasceranno. Quindi sicuramente quelli che nasceranno saranno quelli che punteranno sull'innovazione, sul valore e sul territorio. Ci tengo a precisare, sul territorio. Noi abbiamo grandissime potenzialità e il mondo artigianale deve cercare di intraprendere territorio e valore a quello che facciamo. Anche perché, Gaetano, oggi una scarpa che la va a riparare più? Nessuno. Si butta purtroppo, dico purtroppo. Guarda, quando si parla di società liquida, e apro una parentesi, non c'è mondo al quale io mi senta più vicino che quello degli artigiani, perché io sono un artigiano, lei è un'artigiana. Anche noi viviamo di qualcosa che ha a che fare con l'essere umano, con le mani, con la creazione delle cose. Ma questa società liquida consuma tutto. Noi siamo, la nostra cultura è liquida, noi non approfondiamo più niente, e voi che stiamo lì ad approfondire il valore di un paio di scarpe, non appena c'è un buco abbiamo la possibilità. È quello che diceva prima lui, non riconosciamo l'artigiano, non pensiamo che finendo quel lavoro finisce quel mondo. E questa è la cosa che mi fa un po' rabbia, ti dico anche. Però devo dire che anche dal punto di vista della rivitalizzazione di alcuni centri storici dei paesini delle città, vedo un certo fervore anche in quello che è l'antico artigiano, l'antica bottega. L'antica bottega, vista così in un contesto di centro storico, ha sempre il suo fascino. Ma non possiamo rivedere il mondo artigiano solo oggi. Purtroppo l'evoluzione è così veloce che se l'artigiano non metabolizza questo cambiamento, è tagliato fuori dal mercato. Bene, so che insomma Confartigianato Agrigento questo settore è molto presente, poi parleremo anche di altre iniziative che la tua presidenza sta portando avanti. Vi dicevo poco fa dell'ospite musicale, non può mancare a Target. Quest'oggi ringraziamo Angela Maniglia nella sua grande scuderia.
ci ha portato una delle sue allieve. Lei si chiama Crizia Lupo, ecco qua, la possiamo fare entrare e poi magari rimarrà con noi nel nostro studio. Prendi quel microfono, no, va bene quello. Benvenuta nel club dei secchi, va anche lei. Fatti conoscere un po', Crizia, allora, parlaci un po' di te. Allora, mi chiamo Crizia Lupo, ho 13 anni e vengo da Sommatino. E guardi quella telecamera lì, guarda che è lui che ti inquadra. No, guardi, no, va bene così, guarda lui. Allora, io ho cominciato la mia carriera prima con il ballo. A 3 anni ho cominciato a fare danza classica e moderna, poi ho continuato fino ai 7 anni e a 6 anni invece ho iniziato con i balli di gruppo latinoamericano. Poi sono stata eletta nel 2016 campionessa regionale come balli di coppia latinoamericano e ho iniziato invece già da piccola a cantare anche a casa, così varie canzoni. Poi sono stata iscritta a una scuola di canto a Canicattì quando avevo 7 anni. Ed è da 6 anni che faccio scuola di canto a Canicattì e adesso ne ho una seconda che è di Angela Maniglia a Favara. Quindi hai unito il ballo e il canto? Sì. Tutte e due passioni che continui o hai lasciato, il ballo lo hai lasciato? Il ballo non lo faccio più da qualche mese per vari motivi che hanno intralciato per ora il percorso, perché visto che io facevo balli di coppia, il mio ballerino non potevamo più ballare insieme perché non c'era più. Quindi per ora ho smesso. Hai un po', ecco, l'ho lasciato. Sei andata di più sulla canzone? Non solo il canto, ma ho intrapreso anche la strada del pianoforte, perché con la mia scuola, il musicale, ho partecipato a vari concorsi di pianoforte in cui ho fatto il terzo e secondo posto e poi sono stata eletta anche Miss Ragazza Cinema 2016. Che è un artista a tutto tondo allora, sì. C'è il ballo, c'è la musica, c'è la bellezza, c'è la canzone, insomma. Ma tutto questo grazie al canto. Grazie al canto. Appunto perché... Il canto è la cosa che ti piace un po' di più allora. Su tutte però. Poi... Non puoi fare una classifica allora, no? Sì, no. Faccio anche parte di una compagnia teatrale. Con la quale abbiamo portato nelle varie piazze il musical Le Campane a Notre Dame e Jesus Christ Superstar. Bene, questa sera sei qui con noi invece nelle vesti di cantante. Sì. Che cosa ci propone come prima canzone? Allora, come prima canzone vi farò ascoltare un brano dal titolo I Surrender di Celine Dion. Bene, se puoi prendere l'altro microfono perché quello è tarato per il canto. Allora qui nello studio di Target per voi Crizia Lupo. Arriva. There's so much life I've left to live, and this fire is burning still. When I watch you look at me, I think I could find a way to stand for every dream and forsake this solid ground and give up this fear waiting. What would happen if they ever knew I'm in love with you? 'Cause I'm surrendering everything to feel the chance to live again. I reach to you, I know you can feel it too. We make it through 1,000 dreams, I still believe. I make you give them all to me. I hold you in my arms and never let go.
survive another night away from you. You're the reason I go on, and now I need to live the truth. Right now, there's nowhere time. From this tree I will break free, and I live a game of love, and no, they can't take that away from me. And they will see, yeah, to feel the chance to live again. I reach to you, I know you can feel it too. We make it through 1,000 dreams. I still believe I make you give them all to me. I hold you in my arms and never let go. I'm surrender. Every night getting longer, and this vibe's getting stronger, baby. I swallow my pride and I be alive. Can't you hear my call? I surrender I reach to you, I know you can feel it too. We make it through 1,000 dreams. I still believe I make you give them all to me. I hold you in my arms and never let go. I surrender. Right here, right now, I give my life to live again. I'll break free. Take me, my everything. I surrender to you. Right now, I give my life. Take me, my everything. A Target. E proseguiamo con conoscere meglio i nostri ospiti. Abbiamo detto che ogni tanto parliamo anche di politica, ma in maniera molto, molto leggera. Consigliere Giuseppe Totaro, da 1 anno e mezzo, insomma, forse un po' di più, un nuovo percorso amministrativo a Porto Empedocle. Prima esperienza anche per te? Sì, per me è stata la prima esperienza, diciamo, in prima persona, perché da sempre in famiglia abbiamo sempre fatto politica. E 1 anno e mezzo fa ho fatto la scelta di candidarmi io in prima persona, e sono stato eletto, e comunque faccio una cosa che a me piace tantissimo, quindi come esperienza a livello personale la ritengo molto buona. Anche se è un'esperienza d'opposizione, mi sembra di capire, no? Tu sei in Sicilia Futura, no? È un'esperienza di opposizione che comunque mi vede impegnato in prima linea comunque in ogni caso, perché comunque la mia credo sia un'opposizione molto costruttiva, e anche dando dei suggerimenti all'amministrazione che francamente pensavo un tantino più, come dire, un tantino più attiva, perché comunque la città si aspettava anche tanto da questa amministrazione, dato che è stata votata con a volte magari chi promette troppo poi forse sì, però non può subito realizzare le promesse. Sì, sicuramente le promesse erano tante, però bisogna anche calarsi nella realtà. Porto Empedocle non è assolutamente una realtà facile anche a livello economico, perché adesso tutti sappiamo quello che era successo anche con l'ex sindaco Firetto, un comune, in dissesto, no? comune adesso è in dissesto finanziario,
Però io credo che con un po' più di buona volontà e un po' più di forza si potrebbero realizzare tante cose, anche con poche... Ma non ci sono un po' di attenuanti per la sindaca Carmina e per la sua amministrazione, proprio questo dissesto? Ma il dissesto però bisogna anche dire che è stato voluto fortemente da questa amministrazione. Certo, lo hanno dichiarato loro. Quindi noi che eravamo all'opposizione avevamo anche detto che forse era meglio evitarlo questo dissesto, però purtroppo cercare altre strade per risanare il bilancio. Un rientro, facendo un piano di rientro, però l'amministrazione ha voluto percorrere quella strada facendo anche capire alla gente che forse sarebbe stata la panacea di tutti i mali, però dopo 1 anno e mezzo ci ritroviamo sempre con i soliti problemi e probabilmente quella è stata una scelta sbagliata, seppur dichiarato spogliandoti un po' dalla veste di consigliere di opposizione, magari cercando di fare per quanto è possibile una piccola analisi critica di questo 1 anno e mezzo, insomma, sono più le luci o le ombre? Ma io credo che con poche centinaia, con le poche risorse economiche che il Comune ha, qualcosa di buono è stato fatto, francamente. Però sicuramente si aspettavano molto di più, perché comunque adesso ci sono anche dei cantieri che sono pronti per partire, anche grazie, devo dirle, grazie al nuovo assessore che si è insediato quasi 6 mesi fa. Sta cercando di sbloccare alcuni cantieri che erano fermi da qualche anno, cantieri che comunque, bisogna ricordarlo, fanno parte dell'ex amministrazione, quindi anche non bisogna soltanto criticare l'ex amministrazione o bisogna criticarla quando c'è da criticarla, ma bisogna anche dire che comunque sta lasciando e ha lasciato qualcosa di buono che questa amministrazione porterà, spero in tempi brevi, al compimento. Certo, Porto Empedocle, città di mare, città di porto, purtroppo non si può parlare di economia trainante della pesca e neanche dell'industria, è un sogno che ormai è svanito da tempo. Sì, quello peschereccio sì, però Porto Empedocle è sempre stato un volano per la provincia di Agrigento comunque, perché comunque fino a qualche anno fa c'era l'Italcementi. E quindi anche a livello industriale Porto Empedocle è sempre stato, come dire, trainante per tutta la provincia di Agrigento. Io ricordo da bambino c'era la Montedison una ventina di anni fa, tante persone impiegate, tutto l'indotto che lavorava. Ci doveva essere il rigassificatore, ma c'è questo grandissimo punto interrogativo. Ci doveva essere un giorno si fa, un giorno si ferma, un giorno continua. Sì, ci doveva essere il rigassificatore che ad oggi è fermo lì al Ministero, perché per, diciamo, politiche estere anche tramite la Russia. Voi lo sapete tutti, io sono un funzionario della Capitaneria di Porto, devo dirvi che è una cosa pubblica, no? Tutta l'area demaniale è ancora in concessione a Nuove Energie per il rigassificatore, sì, è stata tolta, quindi l'idea è quella che si dovrebbe fare. Pagano un canone regolare per la concessione di quell'area che, Gaetano, sono fior di milioni, sto parlando l'anno, però è bloccato, è bloccato. Ci sono stati pure vantaggi. O si fa o non si fa, certo. Decidiamoci, no? La nuova concessione, ci sono stati pure vantaggi fino ad oggi. Certo. La nuova concessione è stata rinnovata, se non sbaglio, nel settembre 2016. E quindi sì, pagano un canone annuale e tengono quest'area ad oggi ferma, magari. Se si decidessero di dire sì, lo facciamo o no, non lo facciamo, si potrebbe destinare anche quell'area. Personalmente sei d'accordo o contrario? Ma guardi, io nel 2006, quando si trattò di quel momento del rigassificatore sì, il rigassificatore no, lì ci fu una campagna elettorale anche molto aspra nei sindaci, che poi vinse l'ex sindaco Firetto. Io francamente ero un po' contrario. Però forse adesso, anche per dare un po' di, come dire, di vitalità, di creare economia, di creare nuovi posti di lavoro, bisogna anche guardare anche questo. Certo, non è facile, un rigassificatore a poche centinaia di metri dalla città potrebbe essere un danno, dico, ma con le nuove tecnologie che ci sono potrebbe essere anche un vantaggio. Bene.
Parleremo ancora del tuo impegno in politica, magari se c'è qualcosa in questo anno e mezzo che vorresti rimarcare. Rituffiamoci nell'atmosfera natalizia, insomma la proloco di un paese, di una città è proprio l'istituzione deputata a portare avanti le tradizioni, a cercare di attirare turismo e quante più persone possibili. Lo sta facendo in questo momento la proloco per le iniziative natalizie. Sebastiano Callea. Aragona Christmas Village l'abbiamo chiamato perché vogliamo cercare di svegliare questo paese che un po' si è addormentato in questi ultimi anni, e causa principale la crisi, indubbiamente, i giovani che vanno via, e noi della Proloco insieme all'amministrazione stiamo cercando di svegliarlo questo paese, creando proprio molta armonia, portando avanti questo progetto insieme a tanti ragazzi che ci stanno collaborando, e chiaramente abbiamo cercato di fare questa manifestazione con molte partecipazioni da parte del pubblico. Un Natale tradizionale, presepi, novene, abbiamo fatto qualcosa in più, ecco. Oltre alle novene che noi facciamo, le famose nannarelle che facciamo ogni anno, e abbiamo portato in piazza abbiamo creato nella piazza principale del paese un mercatino con le casette di legno e cose per vitalizzare un po' tutto quello che è il paese. Abbiamo da qualche anno che non si faceva più, per esempio non mettevamo più neanche le luci, le luminarie, gli addobbi natalizi, tutto questo, e noi abbiamo creato pure gli alberi di Natale in tutti i negozi. Ha fatto questo in collaborazione anche con i commercianti che, vedendosi un po' il commercio andare sempre peggio, ci hanno chiesto a noi di darci una mano d'aiuto. Anche perché uno che poi si reca in un paese vede che l'atmosfera è bella, le luci, gli alberi, è un po' più invogliato. I commercianti ci hanno un po' stimolato a creare tutta una serie di iniziative per poter portare anche un po' di commercio anche a loro. Se a Pasqua ad Aragona mangiamo il tagano, a Natale che mangiamo? Sebastiano. Certo, per noi il tagano... Scusa, perché ridi? No? No, perché tu sai che le cose migliori si fanno a tavola, no? Bravo, mi hai letto del pensiero. Il tagano non lo so se gli altri lo conoscono, è una pietanza che si fa solo ad Aragona e solo per il Pasqua. È un misto di uova, formaggi e cose che è un po' pesante. A Natale invece ci sono tante prodotti, le famose buccellate, e poi prodotti anche di altro genere, tipo le imbriolate, tipo una serie di prodotti. Dolce e salato, allora. Dolce e salato, chiaramente. E stiamo apportando pure delle degustazioni ogni sera, nei sabati e nelle domeniche facciamo delle degustazioni. Certo, questo ha un costo, e chiaramente noi, siccome l'amministrazione in questo momento è un po' deficitaria e non ha messo a disposizione... Ma c'è un'amministrazione che è inattiva, e quindi noi un po' difficile. Ci siamo autofinanziati con una lotteria che sta andando bene, grazie a tutti gli aragonesi, anche la gente che viene da fuori lo accetta molto bene, e quindi stiamo cercando di portare a termine un programma abbastanza nutrito. Abbiamo creato pure, per alcuni giorni c'è un trenino che gira per il paese, tante iniziative, di cui qualche cosa gliela posso anche un po' di quelle fatte. Un paio di appuntamenti, insomma, di appuntamenti che ancora 6 gennaio. Che abbiamo, per esempio, noi abbiamo per domani sera abbiamo fatto uno spettacolo di animazione per bambini che dura 3 ore nella palestra comunale, con un programma abbastanza nutrito, che animeranno con giochi, e quindi tutti i bambini sicuramente saranno con le loro famiglie, certo, saranno sicuramente entusiasti a venire. Il 22 non c'è niente perché siamo tutti al Teatro Pirandello, sicuramente, e passiamo al 23 che abbiamo grazie al Sestante che ci collabora, ci porta ad Aragona il trenino di Babbo Natale,
va in giro per il paese, i bambini tutti si divertono, già l'abbiamo fatto un'esperienza giorni prima e lo rifaremo di nuovo, e poi la sera ci saranno in piazza giocolieri, eppure abbiamo pure delle degustazioni di prodotti, e poi qualsiasi cosa si fa a Natale, è bello, perché poi è augurio, chiaramente in allegria e anche soprattutto in serenità. Che dicevi? No, io Giuseppe che siamo in tema, perché Vestiti nudi è una delle 7 opere corporali, non dimentichiamo, dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati. Vabbè, tutte le feste finiscono a tavola. Da come lei ha parlato non ho dubbi, Presidente, io sono di quello, siamo d'accordo. Che dicevi, Rosario? No, apriamo subito questo panettone. No, ancora ce n'è, perché prima del panettone Giovanni Mangione ci deve dare qualche dritta, cioè oltre al panettone buono che prepari tu, magari a casa mia moglie, non lo so, le donne, che cosa potrebbero preparare di tradizionale e semplice? Ieri è uscito un articolo di un panettone con una mousse di ricotta sul giornale, che è molto facile da fare. Basta prendere della ricotta. Abbiamo già il panettone fatto, diciamo, già confezionato. Ma si potrebbe fare anche a casa, ma diciamo che c'è una lavorazione un po' procedimento. Però molte persone mi chiamano anche tramite messaggi in privato, e quindi anche fare le buccellate, che è un dolce tipico. Ho preso anche dei tronghetti che va forte a Favara, del ripieno di pistacchio, che ho lavorato anche a Favara. E comunque, diciamo, se vanno sul sito trovano qualche indicazione, qualche ricetta particolare. In molti blog do anche molte ricette, quindi basta che metto il mio nome. Su Google ovviamente ci saranno molte ricette da poter fare. Mi fa piacere. Ma invece Vittoria e Gaetano a Natale che fanno? Vittoria, che fai? Tu cosa fai? È un invito a passarlo insieme? No. Arriva il fidanzato, assolutamente. Io non c'avevo la fidanzata, ma comunque è come se lo passassimo insieme, alla fine il 22 siamo in scena e poi ci toccherà vederci in via Tanea fino a quando non andiamo via. Certo, cucineremo, staremo. Io credo che un po' tutti abbiamo sempre un'idea familiare del Natale, o no, Vittoria? Sì, io non posso. C'è il mio compagno che è di Sulmona e tutte le volte dice: ma scusami, non possiamo per par condicio, magari una volta io, una volta tu vieni a Sulmona, e io dico no, guarda, non è possibile, perché? Io dico non è possibile, perché? No, dico io non ce la faccio, devo tornare a casa per forza, perché se non torno a casa non è Natale. C'è un po' più di freddo che da noi a Sulmona, insomma. Sì, no, vabbè. Io ho fatto un campo quando ero militare sotto l'eremo di Celestino. Sotto l'eremo di Celestino, io sono andato a vederlo e naturalmente a mangiare confetti. Volevo spezzare una lancia, maestro Mangione, maestro d'arte. Io sono uno di quelli che, siccome sono stato sempre frustrato dagli altri perché c'era sempre chi non amava i canditi, non riuscivo a mangiare il panettone tradizionale. Sono uno tra i pochi, credo, che ama il panettone tradizionale. Uva passa, canditi, che voi fate, so che fa parte del. Non è che loro lo richiedono sempre. Fa sempre il panettone, che diciamo che ormai il cavallo di battaglia è il pistacchio, perché magari anche no, però molti clienti chiedono anche del tradizionale. Quest'anno abbiamo fatto un panettone buonissimo, che è mela e albicocche, che è buono. Poi ho fatto un panettone frutti rossi con meringhe, che sta andando veramente molto bene. Comunque non dico. Il Natale lo passo con lui. Natale passerà Gaetano così prendo qualche chilo. Rosario D'Ottavio, allora ritorniamo alle costruzioni, all'arte fascista in Sicilia e ad Agrigento in particolare. Abbiamo parlato della Casa del Balilla, abbiamo parlato della Posta, qualche altra opera che è ancora esistente e che marca quel periodo? Mi piace rimarcare due particolari. Intanto dicevo alla signora, conosco Cucullo, sotto sul muro ci sono andato molto a mangiare, in una trattoria molto buona. Quindi mangiare, parliamo di costruzioni. Sono dei posti che uno nella vita ha occasione di vedere. Io sono andato una volta a Cucullo, un paesino piccolino. Ma fanno lì la festa dei serpenti. Ma volevo rimarcare questo discorso, che eravamo io e un altro ingegnere che ci hanno messo nella giuria. La sera avevo un serpente di 3 metri attorno e sono stato immobile per 4 ore lì. Io me la trovato addosso, lo dico chiaramente. Ti stai mangiando il tempo a disposizione per comunque volevo dire una cosa. Intanto mi piace sottolineare per questa serata di questo libro, che la presenterò alla Torre Carlo V a Porto Empedocle il 4 gennaio. E mi piace Porto Empedocle che Agrigento siete un tutt'uno, insomma, non c'è questa più, è la prima serata che farò, non ci sono più convini. Sì, questa serata è la prima per questo nuovo libro. Ci sarà l'avvocato Tesei, relatore, e una professoressa docente d'università a Palermo, la signora Gabriella Portalone.
la tua collega Margherita Truppiano sarà la moderatrice, quindi per fare un pochettino di auguri anche per questa persona. Sì, ma mi dovevi parlare di un'altra cosa che mi piace sottolineare è questa. In quel periodo del ventennio fascista si è costruito moltissimo in Italia, cioè la politica del regime ha creato tantissimo lavoro, era questa l'idea di Mussolini, ma anche quella di dare occupazione soprattutto ai terreni ai contadini e facilitarli con la creazione dei famosi borghi rurali. Io di questo parlo anche, ma di tutto quello che si è fatto in quel periodo, una cosa mi piace sottolineare, anche da Agrigento parlavo di alcuni monumenti, ed è molto bello come allora la propaganda era la cosa più importante per il fascismo, perché faceva conoscere alla gente, era il mezzo per far conoscere alla gente la pubblicità e l'anima del commercio, la maestosità di tutto quello che si costruiva. La Bombiani era una di quelle enciclopedie, no? Bombiani allora era la più conosciuta, e quindi attraverso le riviste, le fotografie e cose non faceva altro che propagandare tutto quello che Mussolini faceva con le sue costruzioni, faceva fare con le sue costruzioni. Un particolare, poco fa accennavo e dicevo una cosa io, che nel razionalismo che c'era dentro le costruzioni, perché tutti gli architetti bene o male erano militi del fascismo che lavoravano per il fascismo, no? Quindi dicevo questo, noi andiamo a pigliare il Palazzo delle Poste, Angelo Mazzoni progettista, bolognese, nessuno ci ha fatto mai caso. Vi do un particolare, la grandiosità di questo, uno che lo vede, questo edificio è grandioso, no? Le colonne, le statue, sì. Guardate, intanto c'ha il colonnato, 7 colonne 80 per 80 di spessore che non reggono niente, non c'è nessuna trabeazione, cioè non avrebbe una struttura normale, non avrebbero motivo di esistere, perché non sono portanti, non sopportano niente. È la coreografia. Creano 2 metri di portico, perché 2 metri la distanza perché era necessario arretrare la facciata, perché c'era la scalinata, quindi tu non potevi entrare dopo la scalinata. Certo. Hanno arretrato di 2 metri. Nel portico c'è il monumento ai caduti, l'avete visto dentro? C'è un monumento ai caduti, certo, che è il ricordo dei morti, guarda caso, dei morti della prima guerra mondiale. Il fascismo non si è ricordato che anche il fascismo ha fatto tanti morti. Non so se questa contraddizione, scusa. Un'altra cosa, è un edificio in cui ci sono tante finestre, ma dentro non vedi niente, non c'è luce. Una cosa strana, questo edificio che ha una natura strutturale cilindrica ha una cupola sopra, ci sono delle foto nel libro, la cupola non è verso l'alto, cioè normalmente tutte le cupole, qualsiasi cosa, le chiese, i monumenti, hanno una cupola rivolta verso il cielo. Questa invece stranamente è rivolta verso il basso. Non solo non fa poca luce, ma non ha nessuna funzione per quel monumento. Se uno va dentro questo monumento, dentro la posta, e ci sono le luci spente, là dentro tu hai l'impressione di essere in un'arena al buio, perché la simbologia, sì, no, è normale che qualcuno me lo chiedeva, perché nonostante tutto i tecnici, cioè i professionisti da allora erano liberi secondo coscienza di costruire. Il Mazzone era uno di quelli che era molto inserito nel razionalismo fascista e quindi doveva dare dei simboli di quell'ideologia. La cupola rivolta verso il basso dà il senso di claustrofobia. Sì, di claustrofobia. Se tu entri dentro non vedi niente, c'era la mentalità che tu dovevi essere oppresso, quasi a mancare l'ansia, questo era la famosa ideologia è stata trasportata anche persone come si dice, oppresse non nella mente ma nell'animo, perché tu poi nella libertà tua eri libero nonostante c'era quella mentalità. E allora tutto questo che cosa faceva? Faceva una ricchezza dei monumenti, però c'erano sempre delle caratteristiche particolari. Il Mazzoni che fu che fu un artista importantissimo per la Sicilia e per l'Italia, ha fatto tantissime stazioni ferroviarie, palazzi delle Poste. Guarda, io nel libro ci sono 140 foto sia di borghi e sia di questi elementi che hanno fatto questi 2 architetti. Dicevo questo, il Mazzoni quando ha voluto fare questi edifici ha rimarcato soprattutto quella che era la caratteristica e i colori del fascismo. C'era il rosso purpura e il celeste, quello che c'hai dietro tu, era un celeste azzurro opaco. C'erano simboli di quel regime
che purtroppo devono essere in ogni manifestazione l'ideologia trasportata anche nei colori, ma anche nelle interpretazioni. Chi volesse naturalmente approfondire questo argomento li può trovare nel libro che si chiama L'arte fascista in Sicilia. Bene, poco fa, proprio all'inizio della trasmissione, prima di sederci, il presidente del Confartigianato mi diceva: dobbiamo parlare di meccatronica. Ma io non lo so che cos'è, Presidente, come ne posso parlare se non so di cosa si tratta? Nel 2013 una norma faceva confluire i meccanici e gli elettrauti in un'unica categoria che veniva chiamata meccatronica. Quindi diciamo, si scoprono anche a Target. Questo nel lontano 2013 con scadenza il 5 gennaio 2018. La Sicilia ha recepito questa norma solo nell'estate del 2017, quindi diciamo ci siamo ritrovati a dover organizzare dei corsi professionalizzanti per far confluire tutti in un'unica categoria, sia gli elettrauti che i meccanici, e il tempo siamo arrivati ai ferri corti, praticamente finito, quindi col rischio della non dico cancellazione, ma quantomeno se questi artigiani entro il 5 gennaio del 2018 non avevano già fatto il corso e l'esame, praticamente diventavano degli operatori abusivi. E quindi, c'è questo pericolo? C'è questo pericolo, però adesso fortunatamente oggi siamo riusciti in due modi a tranquillizzare un po' gli animi, perché si erano fatti davvero pesanti, perché stiamo parlando del pane degli artigiani e dei propri figli, perché un artigiano che deve espletare una gara d'appalto e gli viene chiesto l'abilitazione a questa attestazione, non poteva averla perché la Sicilia l'ha recepito proprio in ritardo. Le altre province si erano attrezzate un po' prima rispetto a noi, perché Agrigento purtroppo l'ufficio provinciale del lavoro non aveva fermato la delibera, perché dal 2015 i corsi di formazione vengono autorizzati soltanto dall'ufficio del lavoro? Dell'ufficio regionale che si occupa di formazione. Quindi abbiamo chiesto e abbiamo fatto capire all'onorevole Lagalla appena insediato che c'era una grossa problematica proprio su Agrigento, perché questi artigiani altrimenti si dovevano spostare in altre province a fare un corso di 40 ore, quindi dovevano chiudere le proprie attività, spostarsi, diventava una cosa veramente quindi molto... mi stai facendo l'ansia è proprio che siamo riusciti, grazie a il colloquio avuto con il nuovo assessore, ad essere stati autorizzati come associazione a poter fare i corsi sulla meccatronica. Perfetto. Da lì come le dicevo, sono stata alla Convention nazionale di Confartigianato, dove nelle mille proroghe la Confartigianato aveva chiesto comunque appunto una proroga, visto che la Sicilia aveva recepito questa norma in ritardo, e da voci quasi ufficiali questa proroga ci sarà. Molto non abbiamo le definizioni della proroga, però mi dicono che ci sono buone probabilità. Va bene, per fortuna allora che meccatronica non è una parolaccia. Prima di ritornare alla nostra ospite musicale, a Crizia, per la sua seconda esibizione, dovevo ricordare una cosa, e poi dico, ma cosa devo dire a Gaetano, a Gaetano, me lo sono ricordato, ovvero che anche ad Agrigento ti vogliono bene, no? Dico, oltre al discorso del teatro Pirandello, mi sembra che qualche giorno fa c'è stata una premiazione, Gaetano. Non è vero Nemo profeta in patria, no? Tu altro che Nemo. Ma sai, no, i premi fanno sempre bene, piacciono sempre, ci mancherebbe. Fanno sempre bene, soprattutto nella nostra città. Poi in questo caso abbiamo premiato
delle immagini. Candella, che, Arturo che sì, che è un amico per me, infatti pensa che mi ha dato lui la possibilità di parlare dello spettacolo, perché non c'entrava nulla, diciamo, col premio, invece siamo riusciti insieme premio Carchinos a parlare dei nostri progetti con Arturo, appunto, un grande amico. E il premio Carchinos è organizzato da Carmelo Cantone, che ringrazio, come tutta l'organizzazione, che è stata veramente perfetta, una serata veramente magica. Ho anche recitato un pezzo di Brancati che parlava appunto del fascismo, ma in maniera sempre alla Brancati, che è molto leggera, molto leggera, insomma molto ironica. E poi naturalmente abbiamo passato la serata tutti insieme, devo dire, lo spazio Temenos strapieno, personaggi illustri. Ecco, ho conosciuto, mi ha fatto molto piacere, questo farà piacere anche a te sentirlo, perché sono personaggi che stanno magari un po' nascosti. Un'altra artigiana famosa, tua compaesana, è Daniela Vetro. Come no? E l'ho invitata proprio e l'ho invitata a vedere Vestiti Ignudi, perché dico, guarda, mi devi dare un giudizio sul fumetto. No, lavora per Bonelli, Sergio Bonelli, sai chi come me che ha iniziato con Walt Disney a fare Topolino ha fatto un Topolino dal vivo mentre io recitavo, no, ma è stata una serata veramente bella, ringrazio ancora tutti, e mi ha promesso che verrà. Ci siamo sentiti anche per telefono, perché è sposata anche con un mio caro amico, figlio del mio professore Sciortino. Pensa un po', tutto torna. Il bello è perché poi c'è alla fine. Ha promesso che verrà, le ho detto appunto del fumetto, era contentissima, e naturalmente è stata l'occasione per fare anche degli incontri bellissimi, per cui ripeto, avere la fumettista di Walt Disney, di Bonelli per intenderci, insomma, chi ha letto Tex Willer, chi è cresciuto come me con Tex Willer sai chi è Bonelli. E le ho detto, cara Daniela, appunto qui c'è il fumetto, come anche per gli appassionati della musica colta, di pop, naturalmente bisogna sapere che in questo stranissimo Pirandello ci sono anche le musiche di Lou Reed e di Chet Baker, che non è una cosa usuale, un motivo anche per venire a vedere cosa abbiamo combinato. La città mi vuole bene, io voglio bene la città e la città mi vuole bene, ma sono nato in questa città, conosco ogni pietra di questa città, conosco tutti, perché sono nato qui ed ero un ragazzino. Non è che io fossi proprio l'esempio dello scolaro modello, c'erano i miei fratelli che no, c'erano i miei fratelli e mia sorella che era bravissima a scuola, e anche mio fratello, anche l'altra più piccola, insomma erano bravi. Io, non è che io fossi la pecora nera, mai stato sempre promosso e tutto, però chiaramente ero uno che aveva un po' la testa sempre fuori, per cui conoscevo tutti. Poi sai, uno fa l'attore anche perché gli va di parlare, parlavo con bene, complimenti anche per questo premio. Dicevo poco fa al consigliere Todaro se ricordava magari un qualcosa della sua iniziativa in quest'anno e mezzo, non lo so, un'interrogazione o comunque un lavoro di consigliere, diciamo che una proposizione, ecco. In questo anno e mezzo di mia consigliatura ho fatto diverse interrogazioni, anche qualche mozione, ho anche organizzato con un'associazione di Agrigento 2 domeniche di karate al palazzetto dello sport. Una cosa che ricordo, diciamo, con più... Ma una cosa che ricordo più di tanto e che mi sta più a cuore è che comunque la battaglia per quanto riguarda la raccolta differenziata su Porto Empedocle, che è partita circa un anno fa. Stiamo avendo diversi problemi perché ancora c'è gente che non differenzia e quindi butta ancora la spazzatura per strada, e poi ci sono anche altri problemi, che nel senso che l'amministrazione ha dei debiti con le aziende che si occupano della raccolta differenziata, e ogni tanto c'è lo sciopero, anzi ultimamente siamo un po', come dire, più calmi. Però questo è un problema che comunque l'amministrazione si porta dietro da quando si è insediata praticamente, e quindi bisogna più che altro risolverla il più presto possibile, perché piano piano, insomma, cercheremo di essere più bravi come cittadini. Sì, anche perché adesso ormai è quasi un obbligo, è un obbligo di legge differenziare, e quindi poi tra l'altro certo, non saremo al 90% come Castelbuono e i suoi asinelli, però Castelbuono si sta facendo conoscere in tutto il mondo, oggi se ne parla. Ma degli asinelli, sono loro che l'hanno. Non siamo portiamo gli asinelli, andiamo tutti sull'asino, così almeno. Non siamo al 90%, però su Porto Empedocle si giriamo intorno al 70% per quanto riguarda la differenziata, però c'è un controsenso che lo scorso anno l'amministrazione ha proposto l'aumento della tariffa della Tari, e quindi il riciclo dovrebbe dare qualche guadagno, e quindi i cittadini non capiscono questo, perché come la maggior parte della provincia il tuo impegno continua allora. Assolutamente, su questo l'impegno di Vittoria invece, oltre che vestire nella differenziata, non nella differenziata, beh, perché no? Perché io sono bravissima con la differenziata. Come lo differenzieresti a Gaetano, diciamo,
Come lo differenzierei? Sì. Dove mi metti? Nell'umido? Nell'umido, no, alla plastica. Nell'umido no. Nell'indifferenziato secco, Nell'acciaio. No, grazie, troppo buona, grazie. No, parliamo di te invece, Vittoria, oltre all'impegno con Vestire gli Ignoti. Ma guarda, per il momento, cioè nel senso, mi sto occupando anche della distribuzione dei miei spettacoli, che sicuramente insomma avrò delle altre date a Roma, al Teatro dei Documenti, che è un teatro storico importante, mi piace molto, eccetera, e quindi sicuramente porterò avanti le mie iniziative, però diciamo questa è una tournée che mi impegnerà a tutto tondo, quindi sai, quando fai un lavoro così è difficile trovare spazio, perché poi noi avremo di buca un po' gennaio e febbraio che voleranno, e dopodiché poi ci rivedremo per marzo e aprile. C'è anche perché il teatro, lo dico sempre, non è che c'è il regista che fa stop, rifacciamo, stop, lì non si rifà, lì lo fai appunto, direttamente, vai, c'è la possibilità ci deve essere di ripetere, concentrazione massima, conoscenza proprio sì, di tutto quindi quelle... sai, quando ti impegni una cosa, poi io sono in un momento sinceramente della mia vita in cui mi piace anche scegliere di fare le cose, però farle per bene, se ne faccio tante, come dire. Beh, questo è un impegno grosso. Quindi questo è un impegno grosso, per me importante, e anche, come dire, un lancio, se lo posso dire a tutti gli effetti, perché comunque andremo al Palladium a Roma, avremo la possibilità di, esatto, il massimo a Palermo, quindi per me sarà un'esperienza formativa importante, e quindi per il momento mi godo questa. Per il momento ci godiamo questa. Io, se non ricordo male, Giovanni, tu dovresti entrarci qualcosa con la torta di San Calogero, vero? Sì, sono stato io l'ideatore della mega torta di San Calogero, in cui il primo anno abbiamo fatto una mega cassata, circa 300 kg. Era Guinness? No, non era Guinness. Era Guinness della bellezza, perché ne hanno parlato anche, diciamo, riviste a livello internazionale. Sì. Comunque è stata una bellissima cassata, molto successo, ci sono qualche 2000 persone. Poi me l'hanno riproposto di nuovo quest'anno, mentre io ero a Torino, che sono stato là per fare 2 aperture, 2 pasticcerie, e abbiamo fatto una bellissima torta alla frutta, in cui ne hanno parlato che addirittura è la più bella al mondo, tutta con della frutta intagliata, comunque una torta molto particolare, sì, in cui era un progetto che ho fatto a Torino, perché pesava circa 400 e qualche cosa di chili, quindi dovevo un po' bilanciare tutte queste decorazioni. E comunque diciamo che è stato un gran successo. Quest'anno forse, siccome sono stato anche l'editore del concorso delle mandorle in fiore, che è stato bellissimo, veramente tutta la Sicilia, quest'anno forse faremo anche un concorso di torte artistiche che rappresentano San Calogero, che è una novità in assoluta. Sarà allora. Bene, siamo arrivati allora praticamente alla fine del nostro incontro, mentre i nostri ospiti preparano il saluto, perché non so, magari chi c'è stato a Target lo sa, che non c'è stato. Vittoria non è che dice grazie, arrivederci, no, sarebbe troppo riduttivo, cioè dovete farlo, non lo so, con una citazione, con una frase, con un buon proposito, con un qualcosa insomma che caratterizzi anche il vostro essere qui, ognuno nel vostro campo, e che deve essere positivo, perché noi siamo positivi e vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno. Quindi mentre voi ci pensate, la scena ancora a Crizia Lupo, la nostra ospite musicale. Cosa ci proponi adesso? Con l'altro prima, Crizia, vogliamo sentire insomma qual sarà la tua nuova interpretazione? Your Love di Ennio Morricone. Però una cosa che non ti ho chiesto prima, questo è un tuo hobby o potrebbe diventare una tua professione? Potrebbe diventare una professione. Ci stai tentando? Sì. Allora devi studiare sempre e andare avanti così, ok? Sì. Va bene, allora al centro del nostro studio, ancora per voi, Crizia Lupo. Beside me in the night, you touch me and calm my fear. Turn darkness
to light, to light. I walk and saw you there beside me as before. My love to find you near, to feel your love once more, to feel your love once more. Your strength has made me strong. The lifetimes apart, my life to find you near. Your love shines in my heart. Your love shines in my heart. Brava, brava, prego. Ed eccoci arrivati allora ai saluti e mi raccomando, gli auguri di Natale li faccio io per tutti, quindi nel vostro saluto non dite auguri, lo sappiamo, Va bene. Ci sono gli auguri. Andiamo al concreto. Grazie della presenza e della partecipazione al presidente di Confartigianato Agrigento, Alfonso Russo. Un in bocca al lupo a tutti gli artigiani, innovazione, valore e territorio, queste sono le tre leve da dove ripartire. Grazie al presidente della Proloco di Aragona, Sebastiano Callea. Venite ad Aragona per tutti i weekend, vi stupiremo sicuramente. E saremo insieme a voi, ci divertiremo tutti assieme. Grazie al panettone artigianale al pistacchio che dopo mangeremo di Giovanni Mangione, il nostro pastry chef. Grazie a tutti, quello che dico di quando acquistano un panettone non guardare il prezzo ma guardare la qualità. Grazie all'attrice di Vestire gli Ignudi, Vittoria Faro. Beh, io chiaramente vi rinnovo l'invito per il 22 e vi dico fatevi questo regalo perché sarebbe un bel tuffo, diciamo, nei sentimenti, in tutto. Secondo me è di buon auspicio per il Natale. Grazie all'attore e regista di Vestire gli Ignudi, Gaetano Aronica. La vita è un ombro errante, un povero attore che s'agita sulla scena pavoneggiandosi, di cui poi non so più nulla, per cui cerchiamo di viverla al meglio, che non rimane più molto. Grazie. Grazie allo scrittore e storico ricercatore Rosario D'Ottavio. Sì, io penso che stasera ognuno di noi sia venuto qui a presentare le proprie istanze. Mi auguro che tutto possa diventare realtà e che possano essere realizzate le proprie richieste. Grazie al consigliere comunale di Porto Empedocle, Giuseppe Todaro. Sperando che la politica ritorni quella di una volta e rilanci una volta e per tutte sia tutta la nazione, soprattutto la Sicilia e il nostro territorio, la provincia di Agrigento, che non ha bisogno, che non ha uguali in tutto il mondo. Grazie della presenza e un in bocca al lupo a Crizia Lupo. Diamo il microfono a Crizia. Sempre per stare in tema. Grazie a voi perché sono qui stasera e vi auguro a tutti voi di vivere una lunga vita in presenza della musica, perché per me è una fonte di ispirazione e spero che lo sia per tutti voi. E dato che siamo in prossimità del Natale, buone feste e buon anno. Lo hai detto tu, grazie a voi per la vostra presenza e partecipazione e soprattutto grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buone feste a tutti e buon Natale.